Bene, signori, grazie a chi è presente adesso in sala poi e chi ci sta seguendo attraverso Facebook. Credo che le riflessioni di Franco Secchieri, che oltre ad essere un esperto in tematica ambientale, nei ghiacciai, ex membro della Commissione Via Nazionale, ancora membro perché non vi rinnovano più, l'immobilismo del governo di Roma è lampante anche su questo, ma per lui va bene. A parte tutte queste cose è anche un grande amico. Appunto la riflessione di Franco sullo stato di salute dei nostri ghiacciai sia di particolare rilevanza e interesse per tutti. È tra i pochi glaciologhi che hanno studiato sul campo negli ultimi 40 anni l'evoluzione e la realtà dei ghiacciai, non solo nell'ambito alpino dolomitico, ma appunto anche in altre realtà del mondo. Dal 76 al 84 ha partecipato e guidato alcune spedizioni nel Karakorum, nell'Himalaya, e su incarico del governo del Pakistan studiò e analizzò sistemi laterali della valle di Unza, ma soprattutto nell'ambito alpino che si è quindi concentrata l'attenzione di Franco Secchieri, dal Tonale alla Val Senales, l'Ortles, il Cevedale, il ghiacciaio di Fontana Bianca e via dicendo. La sua memoria storica, maturata sul campo, oltre che nell'indagine analitica, voglio dire, può narrare l'evoluzione drammatica di questi ultimi 40 anni e spiegarci come pochi i risultati dei mutamenti climatici. Il ghiacciaio è uno scrigno in cui si custodisce la memoria del mondo, lo sappiamo bene, i carotaggi effettuati dagli specialisti riescono a restituirci episodi e momenti della storia del pianeta e più si scende in profondità più si torna indietro nel tempo. Fluttuazioni della temperatura atmosferica, aumento della concentrazione di anidride carbonica e del piombo, presenza di isotopi radioattivi, presenza di altri elementi provenienti dalle eruzioni vulcaniche ed altro ancora. I ghiacciai profondi e quelli più recenti rappresentano un prezioso archivio a disposizione dell'uomo per comprendere le dinamiche a cui l'atmosfera è soggetta e l'influenza sulla stessa dell'attività antropica. Non voglio assolutamente invadere il campo di studio del glaciologo, voglio solo sottolineare come questa scienza sia di straordinaria importanza, non solo per la messe di dati che ci mette a disposizione degli studiosi, ma per tutti noi. Dobbiamo riflettere. Dai carotaggi recenti è stato inequivocabilmente messo in evidenza l'aumento senza precedenti dei gas a effetto serra negli ultimi 100 anni. L'anidride carbonica, ad esempio, è aumentata quasi del 30%. Le attività umane sono senza ombra di dubbio responsabili di questo aumento. L'uso sempre più massiccio di combustibili fossili e la crescente deforestazione hanno causato l'emissione di enormi quantità di anidride carbonica nell'atmosfera, delle quali solo una parte viene assorbita dagli stati superficiali degli oceani. Il tema è di straordinaria attualità, visto che proprio oggi la stampa si è soffermata a lungo sull'inquinamento atmosferico dell'area padana, con la qualità dell'aria sempre più scadente. Diciamo che è di straordinaria attualità anche la situazione appunto delle mancanze di precipitazioni. Franco qualche giorno fa lo ha detto su varie TV e appunto viene chiamato come esperto di questi temi perché effettivamente la mancanza di precipitazioni dallo scorso autunno ai mesi attuali, a parte che normalmente gennaio e dicembre non sono mesi di grandissima precipitazione, ma appunto la mancanza delle precipitazioni autunnali ci fa e ci pone davanti dei problemi sicuramente seri per i prossimi mesi. Ho parlato fin troppo, ma volevo sottolineare l'importanza e il valore culturale dello studio di Franco Secchieri e del suo lavoro. Pochi, come dicevo all'inizio, sono gli studiosi che hanno accompagnato l'evoluzione e il ritirarsi dei nostri ghiacciai come ha fatto lui. Gli ghiacciai sono il termometro della storia del mondo e oggi segnano una febbre sempre più alta. Lascio la parola all'amico Franco Secchieri, che ringrazio per essere qui con noi oggi. Grazie Franco. Grazie a te, tanto hai detto tutto, quindi io ti ringrazio. Detto da te ha un'altra valenza, ho fatto una carrellata. No, anzi ti ringrazio dopo se mi passi, mi fai avere questa presentazione, perché anche le presentazioni fatte da un presidente del Consiglio regionale sono importanti, le metto nel mio curriculum. Sì. E ovviamente parlare di... Io non approfondirò le tematiche scientifiche né gli aspetti, diciamo, dal punto di vista tecnico dei cambiamenti climatici.
Voglio solo portarvi attraverso queste poche immagini a fare un giro per le Dolomiti, ma soprattutto farlo oggi, a cominciare da questa prima immagine, che è una immagine emblematica delle problematiche di questo inverno. Da una parte la scarsità di neve e quindi i problemi che si ha per chi vuole praticare lo sci invernale, ma soprattutto i costi per fare le piste. E come diceva Roberto prima, io devo fare un po' di polemica anche sul fatto che questa immagine, che comunque compare spesso sui quotidiani, sulla televisione eccetera, e viene descritta come l'immagine delle polveri sottili. In realtà la pianura padana ha una caratteristica geografico-climatica che fa sì che la nebbia in condizioni di alta pressione ristagni sul territorio, e quella che si vede non sono polveri sottili ma è nebbia. Chiaramente poi le polveri sottili, se l'atmosfera non si muove, si concentrano e aumentano la caratteristica. Però questa immagine non mostra le polveri sottili, mostra la nebbia che era così da prima dei Romani, da sempre e sempre sarà. Però i signori che hanno deciso in Europa dei 50 microgrammi per metro cubo era un parametro, poteva anche essere 45, 60, 70. Certamente da noi non è vero che le città del Veneto sono le più inquinate, è il fatto che le condizioni climatiche fanno sì che ci sia questa concentrazione di polvere. Per cui uno non può dire che Aosta è meno inquinata di Venezia, è che Aosta ha caratteristiche diverse. Vabbè, e visto che siamo in tema di interpretazioni, io sono stato fortunato nella mia carriera perché l'età mi ha fatto sì che io abbia iniziato in un periodo in cui i ghiacciai erano in forte aumento. Dopo vedremo brevemente dagli anni 60 agli anni 85. Quindi quando mi sono laureato e ho fatto esperienze sul campo, ero entusiasta perché ho detto il mio avvenire è assicurato, i ghiacciai aumentano, mi sono specializzato in glaciologia e quindi evviva. E in quegli anni i mass media, i media in genere dicevano, fino agli anni 80, la Terra sta andando verso una nuova glaciazione. E oggi i media dicono che la Terra sta andando verso un riscaldamento globale e il futuro sarà desertico. Quindi io ripeto, non interpreto questo, mi limito semplicemente a fare delle... Andrai in pensione. Anche perché non sono ancora in pensione. No, andrai. In cassa integrazione, perché i ghiacciai si ritirano e quindi automaticamente un glaciologo senza ghiacciai non può che fare la cassa integrazione. Brevemente, il clima comunque è sempre cambiato, certamente le dimensioni dei cambiamenti climatici sono un intermezzo temporale fra le ere geologiche e la vita umana, e diciamo la dimensione storica. Negli ultimi 2 milioni di anni ci sono state 4 principali glaciazioni e l'ultima è finita circa 12.000 anni fa, e dal punto di vista geologico è molto poco, dal punto di vista storico della vita umana è un tempo abbastanza lungo, ma ripeto, 12.000 anni fa, se ci fossero stati i telegiornali di 12.000 anni fa, avrebbero fatto di quelle, a quel tempo sì, veramente delle notizie sensazionali. Questa è l'immagine dell'estensione dei ghiacciai sulle Alpi. Una foto ricostruita, cioè non una foto, un disegno che ricostruiva quello che poteva essere il panorama di allora delle Alpi, perché erano completamente ricoperte e i ghiacciai sbucavano in pianura. Se voi conoscete Verona, per andare da Verona al lago di Garda trovate delle collinette, no? Ecco, quelle colline sono le morene frontali del ghiacciaio che scendeva lungo che occupava quel posto che oggi è occupato dal lago di Garda. E non solo, Venezia a quell'epoca, se ci fosse stata, non era certo una laguna, era in mezzo alla vegetazione, nella foresta, perché il livello del mare era 120 metri più basso e quindi la costa era all'incirca più bassa di Ancona.
Quindi voi capite quali straordinari eventi si sono succeduti negli ultimi 12.000 anni fa, che hanno portato una situazione del tutto diversa. Questa, se ci fosse stata, non è una fotografia originale ovviamente perché 20.000 anni fa, ma è oggi l'Antartide. Se fossimo stati capaci di fare una fotografia 12.000 anni fa, questa poteva essere l'immagine delle Alpi e questa poteva essere l'immagine della Valle dell'Adige, con il grande ghiacciaio che scendeva. Ovviamente questa è una ricostruzione, ma come fai, cioè da che punto di vista, perché, quali sono gli strumenti che uno ha in mano per poter dire che l'ambiente a quell'epoca era questo? Bene, ci sono delle tracce. Io ad esempio come geologo, glaciologo, insomma comunque siamo su quel livello lì, mi occupo di osservare le tracce. E quello che io faccio volentieri è parlare con le persone per illustrare loro un aspetto, cioè un modo di vedere la montagna, cioè osservare le tracce, perché la montagna, le forme delle montagne, qualsiasi forma, dalla più piccola alla più grande, è il risultato di una storia. Ad esempio, qua siamo nell'anfiteatro di Rivoli e queste che vedete così con questa forma evidentemente rotondeggiante sono le morene di 12.000 anni fa, quando il ghiacciaio arrivava fino a Rivoli. Ecco quindi che attraverso la lettura del territorio noi siamo in grado di ricostruire quello che è stato, ma le tracce non ci sono solo sulle Alpi. Girando per il mondo le tracce delle glaciazioni sono ovunque. Ad esempio questo è New York Central Park. Uno dice: cosa c'entra il Central Park? Bene, se voi andate a New York nel Central Park, le rocce che trovate, gli affioramenti rocciosi, sono levigati striati, perché a quell'epoca, 12.000 anni fa, i ghiacciai arrivavano fin lì. Long Island, la nota famosa isola davanti a New York, non è altro che una morena frontale del ghiacciaio. E così nel nord Europa, in Norvegia, ovunque, le grandi rocce montonate, si chiamano così, e per non parlare degli arcipelaghi, delle isole del mare del nord, del Mar Caspio, eccetera, sono le testimonianze del fatto che quei panorami che noi oggi vediamo hanno la loro origine dalle glaciazioni. Scorro brevemente il fatto che qual è il senso di queste date, di queste analisi temporali, che il clima non è mai rimasto uguale, cioè non dobbiamo pensare che oggi ci siano situazioni diverse. Certo, oggi vedremo che c'è una anomalia che non c'è mai stata prima, che è la rapidità del cambiamento e alcuni parametri che vanno in parallelo: l'aumento della popolazione, della temperatura e del gas serra, che non c'erano una volta. Comunque, ad esempio, alcuni fatti salienti sono che dal 1300 al 1850, cito questo perché poi vedremo che la lettura del paesaggio si rifà proprio a questi 4 secoli, c'è stato un periodo molto freddo che è passato alla storia come piccola glaciazione, un periodo nel quale i ghiacciai alpini, ma non solo, hanno avuto una espansione notevole. Più vicini a noi, dal 1960 al 1985, quella che vi dicevo prima, l'entusiastica fase che poteva presumere a una carriera fulminante dei glaciologi, che però è terminata nel 1985. Quello che dicevo prima è: a me piace parlare del paesaggio soprattutto attraverso la lente del tempo e del clima, perché il clima è fondamentale per capire perché le montagne sono fatte così. E soprattutto, ovviamente, in questo senso parliamo di ghiacciai. Cos'è un ghiacciaio e come nasce un ghiacciaio è una cosa abbastanza semplice. Se d'inverno in un posto nevica ed estate la neve non va via del tutto, vuol dire che l'anno successivo se ne accumula e via via, e quindi con il tempo
si formano sempre delle masse ghiacciate sempre più grandi e si forma il ghiacciato. Andando citata semplicemente perché io ho avuto alcune fortune anche nella mia carriera, nel senso che appena laureato ho conosciuto l'appena nominato direttore dell'ufficio idrografico della provincia di Bolzano, con cui è cominciata una collaborazione, cioè io ho portato direttamente sul campo quelle conoscenze che avevo acquisito nello studio. E poi altre collaborazioni, non ultima, anzi ultima, quella con la Regione Veneto, che per parecchi anni, perlomeno fino al 2014, grazie anche alla volontà, all'interessamento degli amministratori regionali, mi hanno consentito di svolgere assieme ad ARPAV un lavoro di monitoraggio e è stato fatto il catasto dei ghiacciai della regione dolomitica, non solamente del Veneto, della regione dolomitica, perché le Dolomiti non hanno dei confini ovviamente amministrativi, è una regione omogenea dal punto di vista geografico e climatico. Riassunte brevemente le fasi pionieristiche in cui... i potenti aerei con cui vola sulle Dolomiti. Sono aerei questi qua, a parte l'elicottero, sono aerei eccezionali. Questo è ad esempio un vecchio ricognitore americano che è piccolo ma ha una grande potenza, circa 700 cavalli, è in tandem, dietro, chi sta dietro può aprire completamente i finestrini, è come essere all'aperto, perciò si possono fare fotografie da una parte e dall'altra. Poi tra l'altro l'analisi fotografica consente una interpretazione qualitativa, non quantitativa ovviamente, dei fenomeni. E quindi in questo catasto che è stato fatto e che è al momento purtroppo fermo, ha individuato 80 posti circa nelle Dolomiti che abbiamo nominato siti glaciogeni, cioè sono dei posti, dei luoghi dove è facile studiare e seguire l'andamento climatico con l'accumularsi o lo sciogliersi delle masse gelate. E ovviamente 80 non è che uno in 2 giorni fa il giro, perché sono soprattutto in ambienti abbastanza difficili da raggiungere, quindi il mezzo aereo è l'unico strumento che i glaciologi possono utilizzare oggi per. Tornate indietro, scusate. E come risultato di questo, ad esempio, è stato il catasto, è stato realizzato poi un libro sui ghiacciai delle Dolomiti con l'assessore Conte, che si era appunto interessato a questo problema, e la storia, il rapporto con la Regione Veneto purtroppo termina nel 2014, perché diciamo che per problemi probabilmente di carattere economico eccetera, la Regione non ha più avuto la possibilità di continuare questa collaborazione, ma i glaciologi sono testardi e per cui il sottoscritto ha continuato questa attività, tant'è vero che anche nel 2016 ho fatto l'ultimo volo sulle Dolomiti, ma anche con la provincia autonoma di Bolzano, perché io sono il coordinatore del servizio glaciologico dell'Alto Adige, quindi insomma un po' di dimestichezza, domestichezza e familiarità con gli aerei per continuare questo lavoro, anche perché le immagini del 2016, se non c'erano, sarebbe stato un danno abbastanza importante, perché una situazione drammatica come il 2016 non c'era mai stata prima. Dopo vedremo brevemente qualche immagine. E dicevo che prima leggere le forme della natura vuol dire leggere anche il clima, perché il ghiaccio è uno dei più grandi, forse il più grande scultore della natura, delle montagne soprattutto. Guardate, questa foto non ha bisogno ovviamente di commenti, è una valle dove la forma è dovuta al ghiacciaio che c'era, siamo nel gruppo dell'Adamello. Ma non solo l'Adamello, qua ritorniamo a casa nostra nelle Dolomiti, questa valle dei Cadini di Misurina verso le 3 cime di Lavaredo, le forme tipicamente ad U delle valli. Il rifugio
mi sfugge, vabbè, insomma, fonda Savio nei Cadini di Misurina, perché non è che nelle Dolomiti ci si va solo in aereo, è bello anche andarci a piedi perché i panorami sono quelli che sono. Brevemente, il discorso della piccola età glaciale che ha lasciato, anche se è durata solo 4 secoli, delle immagini, delle forme assolutamente importanti e determinanti nella morfologia delle montagne di oggi. Qua non siamo nelle Dolomiti, siamo nella Valle Lunga, questa è la Palla Bianca, ma vedete questi argini, ad esempio, sono la indicazione inequivocabile, anche questi, della estensione che ebbero i ghiacciai nella piccola età glaciale. Quindi, tanto questo per dire come il clima non sia mai rimasto uguale, ma sia sempre stato in evoluzione, alternando fasi più calde e a fasi più fredde. Certamente con le fasi più fredde i ghiacciai aumentano, con le fasi più calde diminuiscono. Guardate nel gruppo delle Marmarole, un bellissimo gruppo dolomitico poco conosciuto, la costruzione dei ghiacciai nella piccola età glaciale, che razza di impianto morenico, che strutture moreniche. Questa davanti di Floppa è una morena addirittura spessa più di 100 metri, pensate, in un ambiente relativamente piccolo. Però le tracce sono anche da altre parti. Restiamo adesso sempre nelle Dolomiti. Per chi conosce le Pale di San Martino, il ghiacciaio della Fradusta, sorvolando sopra, se voi guardate questa parte più chiara, non è altro che la traccia rimasta visibile della espansione che ebbe questo piccolo ghiacciaio nella piccola età glaciale. E ad esempio questo è uno dei ghiacciai più seguiti da me, anche perché sono i più significativi. Questo è il ghiacciaio principale della Marmolada, perché uno quando pensa alle Dolomiti e ai ghiacciai dice ghiacciai della Marmolada. In realtà, come vi dicevo prima, questo è il più grande ghiacciaio delle Dolomiti, ma ce ne sono 80 di siti glaciogeni in tutti i Marmolada, ringrazio per la presenza di Gervasio Vascellari, che ha voluto farci onore di essere presente qui oggi a Venezia. La ringrazio anch'io perché è una persona molto attenta e il gestore di impianti di risalita naturalmente della funivia di Marmolada, dalla Magacciapela. Prego. Grazie. E per fortuna che ci sono persone così. Allora dicevo, guardate ad esempio l'evoluzione del ghiacciaio della Fradusta negli ultimi 34 anni. Questo era nel 1982 e non è che a quell'epoca io volavo come il Barone Rosso, insomma, no? Più o meno l'aereo però era sempre di quel tipo lì, fino a quest'estate. Questo piccolo lago proglaciale è questo. E adesso il ghiacciaio è rimasto solamente, del ghiacciaio è rimasta solo questa piccola placca sotto al ghiacciaio della Fradusta. Quindi vedete come è facile intuire la relazione che c'è fra l'analisi delle forme dei ghiacciai e l'evoluzione del clima. Un'altra indicazione di come erano, quanto grandi fossero durante la piccola era glaciale i ghiacciai lo si può leggere, ecco un altro motivo per leggere il panorama, il colore nelle pareti. Questo ad esempio è il ghiacciaio del Canin, ma questo è il ghiacciaio del Vernale. Queste fasce bianche che ci sono, questa è una colorazione dovuta al fatto che per 4 secoli, fino al 1850, il ghiaccio arrivava a questa altezza, quindi l'ossidazione delle rocce era impedita dalla presenza del ghiaccio. E questa è un'altra curiosità, se andate in montagna e se vi ricordate, guardate in questi gruppi, se vedete questi segni, queste tracce, e questo è dovuto ai ghiacciai. E questo è un breve, diciamo che nelle osservazioni, nelle campagne degli anni fortunati del 1980, tanto per darvi un'indicazione di che cosa voleva dire vedere i ghiacciai che arrivavano. Qua siamo nel gruppo dell'Orto del Cevedale, e il ghiacciaio della Val della Mare, nel Trentino. Vedete questo, adesso si vede poco, ma qua c'è una scritta, era un segnale, perché noi glaciologi mettiamo dei segnali
esportiamo un po' la montagna, insomma, ma ci servono, no, per fare delle misure annuali sulle variazioni frontali, le avanzate o i ritiri. Guardate le dimensioni di questo masso. Ecco, questo masso è stato spostato, rovesciato e ribaltato da una fronte del ghiacciaio, tutto sommato non di grande spessore, ma evidentemente di grande potenza, che è riuscita a rovesciare, perché quando ho disegnato questo segnale sicuramente non l'ho fatto verso il cielo. E veniamo alla svolta del 1985, quella che vi dicevo prima, l'evento che oggi stiamo vivendo in una crescita, come una specie di temperatura di un malato che la cui febbre aumenta di giorno in giorno, di anno in anno. Noi quest'anno la stiamo vivendo, abbiamo una temperatura molto elevata del corpo umano, in questo caso del corpo dei ghiacciai. Questa era la Marmolada nel 1985, al culmine di quella piccola fase dei 20 anni che ha avuto un avanzamento. I ghiacciai, vi prego di osservare queste forme, a parte il ghiaccio di per sé, ma fin dove arrivava, perché se tenete un attimo a mente questa, e guardate anche qua la morena, con la foto successiva che è relativa a quest'anno, guardate, vi sembra ancora lo stesso ghiacciaio? Ha avuto la Marmolada, il più grande ghiacciaio delle Dolomiti, questo è il ghiacciaio principale della Marmolada, una perdita di massa e quindi di spessore, un ritiro frontale veramente eccezionale. Ecco perché dicevo che io, come volontariamente, continuo a fare queste indagini. Per fortuna il pilota mi fa anche dei prezzi abbastanza buoni, abbiamo fatto un abbonamento a 8 ore di volo. E se non ci fossero state queste immagini sarebbero andate perse. Voi capite che come è importante documentare questo stato, questa situazione che avevano i ghiacciai nell'estate del 2016. Questo poi della Marmolada sicuramente è importante anche per altri motivi, anche tecnici, perché si vede come non ci sia rimasto più assolutamente nessuna traccia del manto nevoso invernale. Ecco, una carrellata su alcuni gruppi delle Dolomiti dove ci sono dei ghiacciai importanti. Questo è il ghiacciaio del Sorapis. Il Sorapis, se andate a Misurina, no? Quella montagna che chiude l'orizzonte a sud è il Sorapis. Questo è l'Antelao. La copertina del libro dell'Antelao era stata utilizzata per la copertina una foto del 2006. Per fortuna che c'era quella foto. Nel 2016, 10 anni dopo, guardate questo ghiacciaio come si è ritirato, la massa persa e il ritiro della fronte. Perché cambia l'aspetto anche delle montagne, capite? Nel senso che provate a immaginare questa montagna senza neve, ovviamente dal punto di vista paesaggistico le cose sono totalmente diverse. Questo è il cristallo e il Popena, quello sopra Cortina, tanto per intenderci, durante una annata abbastanza eccezionale come neve nel 2002, e poi invece quest'anno, dove praticamente le masse glaciali non si vedono più, il ghiacciaio si sta trasformando, si sta ricoprendo di detriti, in pratica sta scomparendo, anzi cambia vita, perché da ghiacciaio diventerà, dopo lo vediamo brevemente, un rock glacier. E questo è ancora il Sorapis con del innevamento consistente, ecco, e poi qua siamo nel gruppo del Popera, al confine nord-orientale delle Dolomiti. Questo è il ghiacciaio basso del Popera. L'ho messa tanto per farvi vedere, questa è la morena che si è formata nella piccola età glaciale, e questo piccolo arco, per chi riesce a vederlo, è dovuto a quell'impulso finito nel 1985. Ma se i ghiacciai dolomiti sono piccoli di volume, anche se bellissimi e importanti dal punto di vista paesaggistico, anche i grandi ghiacciai delle Alpi stanno subendo
un ritiro e una riduzione consistente. Questo è il ghiacciaio di Malavalle, che è uno dei più grandi ghiacciai alpini, e vedete che anche su questo ghiacciaio nel settembre del 2016 non c'è più assolutamente traccia della neve invernale. Questo in termini tecnici, se qualcuno vuole sapere, significa che il ghiacciaio viene a trovarsi sotto il limite delle nevi. Non esistono ghiacciai che possano sopravvivere sotto il limite delle nevi. Quindi dovesse continuare così, leggere la fine dei ghiacciai è abbastanza. Però vi posso assicurare una cosa dal mio punto di vista, con la mia esperienza, che le previsioni, per fortuna il tempo non è prevedibile, il clima non si può dire che debba continuare così, è probabile, ma non è possibile, perché dopo i 7 giorni le previsioni le lasciamo ai maghi, alle streghe, ai fattucchieri e quant'altro. E questo un altro dei ghiacciai seguiti, e questo dà anche l'indicazione a cosa servono le misure frontali. Questo aveva cominciato il Desio all'inizio del secolo scorso, le misure su questo ghiacciaio, continuate poi dal sottoscritto per l'ufficio idrografico della provincia di Bolzano, e come variazioni, guardate qua come è esemplificativo il fatto che dal 1960 all'85 la fronte di questo ghiacciaio fosse avanzata. E però quando parliamo di neve, di ghiacciai, un accenno anche allo sci estivo, e qua siamo in condizioni, vedete come questa è l'immagine di quest'estate, credo che lo sci estivo in Marmolada non sia vero, non c'è, appunto, perché questa è una conseguenza, anche ad esempio. Vabbè, poi se sono dei tentativi che sono, non lo so, insomma, questo siamo nel ghiacciaio del Presena, il tentativo di conservare la massa nevosa con una copertura di teloni di plastica, insomma, francamente adattiamoci al fatto che non c'è neve, se non c'è neve non c'è neve, è inutile andare a cercare di trattenerla con queste situazioni che dal punto di vista paesaggistico, insomma, non sono il massimo. Dicevo che un ghiacciaio che finisce non muore però, si trasforma in rock glacier, nel senso che il ghiaccio, prima di consumarsi completamente, viene sommerso dai detriti. E quindi rock glacier significa proprio ghiacciaio di pietre. Nelle Dolomiti ce ne sono molti esempi e ce ne saranno sempre di più. Tra i più belli comunque c'è questo qua che è sopra il Passo Gardena. Se qualcuno ha presente il Passo Gardena, il gruppo del Sella, non si vede dalla strada, bisogna andare in aereo per poterlo vedere. Questo è un rock glacier, cioè è una massa di ghiaccio ricoperta da detrito. E perché sappiamo che c'è il ghiaccio sotto? Perché se guardate, come questo qua a Cima d'Uomo, la forma è quella di un ghiacciaio, perché il ghiaccio che è sotto continua a muoversi e quindi la forma dei rock glacier ripete la forma dei ghiacciai. Così come adesso ormai possiamo dire, ma Roberto cosa dici, lo battezziamo adesso, i nuovi rock glacier del gruppo del Sorapis, soprattutto di ghiacciaio centrale, che è questo, che ormai di ghiaccio in superficie non c'è e che quindi è un nuovo rock glacier. E chiudo facendo un accenno anche alle frane, perché credo che le frane siano un aspetto molto importante per tanti motivi. Prima di tutto perché le Dolomiti sono così belle perché franano. Se non ci fossero le frane, le Dolomiti non sarebbero così, non avrebbero queste forme, no, ardite, belle, eccetera. Fate conto di pensare a un castello che crolla e noi vediamo semplicemente i resti di muri che sono rimasti in piedi. La stessa, un esempio, è quello delle Dolomiti. Questo grande castello roccioso delle Dolomiti non ha fatto tempo a emergere completamente, perché come le spinte portano in alto le rocce, fuori c'è l'atmosfera che le distrugge. Quindi le Dolomiti, che noi apprezziamo, sono patrimonio mondiale dell'umanità e sono così belle perché crollano. Però attenzione che le frane non sono sempre qualcosa di bello, anzi sono dei pericoli. Ad esempio sono anche curiose alcuni eventi. Questa è stata nel 2007, io ero
stavo facendo dei sorvoli e quindi ho avuto la possibilità di vedere cadere una piccola, insomma qualche centinaia, migliaia di metri cubi di roccia dalla cima 1, che cadendo però ha fatto una nuvola di polvere che si è posata sotto nella Val Fiscalina, rendendo bianco tutto quanto il panorama, il bosco completamente impolverato. Mi hanno detto chi c'era là, in albergo in helicopter, che quando questa massa di polvere si è espansa ed estesa lì, insomma non erano proprio sereni e tranquilli a vedersi questa nuvola di polvere arrivare addosso. Ma conseguenze non ce ne sono state, e questa è più recente ancora, se ve la ricordate, quest'estate la frana della piccola Croda Rossa, che tra l'altro ha interessato anche un sentiero, ma fortunatamente in quel momento sotto non ci passava nessuno, e questo è il risultato comunque dell'affiatamento fra il sottoscritto e il pilota, perché come è venuta giù la frana ho telefonato, ascolta, andiamo domani mattina, e allora, al mattino siamo partiti dall'aeroporto dove c'è questo aereo da Belluno per fotografare queste cose qua, questa frana. E comunque frane di tanti tipi, una delle più diffuse vediamo adesso qual è? È questa che si chiama debris flow, cioè flusso di detriti, perché alle piedi di pareti si accumulano i detriti, che sono stabili se non piove, ma nel momento in cui questi detriti sono interessati da precipitazioni soprattutto abbondanti, si fluidificano e si mettono in movimento, generando frane, guardate di che dimensioni, a parte che il Pelmo è la montagna franosa per eccellenza, però diciamo che questo tipo di frane, questa è quella del 2015, sempre dalla parete nord del Pelmo, e questa invece, e chiudiamo il discorso con questa fotografia e con queste frane della valle del Boite, che ha una caratteristica, la valle del Boite, che ai piedi delle pareti dall'Antelao fino a Croda Marcora ci sono questi accumuli detritici apparentemente stabili. Però siccome recentemente i fenomeni meteorologici si sono accentuati, vuol dire che poi i giornalisti hanno inventato le bombe d'acqua, le bombe di neve, siamo in guerra col clima, con le bombe. Diciamo che una volta si chiamavano acquazzoni, adesso sono diventati sempre più frequenti le bombe di neve, le bombe d'acqua. Le bombe di neve ancora non riesco a entrare, no. Sì, vabbè, è una nevicata abbondante, una bomba di neve. Dopo, se magari fanno i tetti che resistono a 2 metri di neve, è meglio, ecco, perché è sempre lì, no? Il discorso, spesso mi sono trovato a fare delle perizie per problemi di valanghe o meno. Allora, c'è il canalone da valanghe, significa che da sempre lì vengono le valanghe. Uno ci costruisce l'albergo sotto e casca la valanga sopra. Allora la colpa è della valanga o dell'albergo? Questo è un problema che dovrà prima o poi essere risolto. In questo caso ritorniamo alla valle del Boite, località Acquapona, sapete, poi quell'altra qua che l'anno scorso mi pare sono morti 2 turisti tedeschi che si erano messi lì alla partenza dell'impianto, un impianto fatto dove ci va a finire un debris flow se piove tanto. Quindi attenzione anche nella programmazione, perché quando si progetta una opera bisogna prima di tutto conoscere il territorio e le problematiche del posto dove quell'opera deve essere o si costruisce.